Aldo Serena, ospite qua da Ariano Nel Polesine, un bellissimo torneo. Prima volta che vieni qua da queste parti? No, non è la prima volta perché tanti anni fa ho perso anche ad Adria, a Driese contro il Montebelluna, qualche anno fa, tipo 77. Allora, tu sei uno dei pochi giocatori che ha giocato e vinto campionati con 3 squadre, Milan, e Juve. Naturalmente la differenza delle 3 squadre, quale ti sei trovato meglio? Beh, dico che sono arrivato col Torino secondo per un non nulla quell'anno che ha vinto il Verona nell'85, quindi sarei stato l'unico a vincerlo con 4 squadre diverse. Siamo in 6, mi sembra, che abbiamo vinto con 3, per cui insomma mi basta, insomma, mi è andata bene lo stesso. Il fattore Q quanto incide in un giocatore? Cioè, visto che tu hai avuto la fortuna e probabilmente anche il talento per essere tra i pochi che hanno vinto con 3 squadre diverse. Ma ad arrivare ci si può arrivare anche con un po' di fortuna, rimanerci non è più fortuna, quindi bisogna avere le qualità, bisogna avere la caparbietà, bisogna avere il carattere, bisogna avere la forza di superare anche i momenti difficili, quindi arrivarci ci puoi arrivare anche per fortuna, magari a fare un esordio, rimanerci no. Le 3 squadre quale ti sei trovato? Dal punto di vista organizzativo, si è sempre parlato della Juventus come esempio, poi dopo è arrivato il Milan di Berlusconi, tu con quale ti sei trovato meglio? Sotto il profilo organizzativo il Milan di Berlusconi aveva fatto un lavoro enorme anche perché si era sviluppata in tante maniere, ad esempio aveva mandato il medico sociale un mese a Chicago con i Chicago Bulls per capire bene tutta la struttura medica di quella squadra che era quella di riferimento nel mondo per certi versi, per cui avevano anche molte risorse economiche, il Milan di Berlusconi aveva fatto tanto. La Juventus per me è stata una famiglia perché pensavo fosse un po' complicata la cosa, invece non lo era perché c'erano solo 3 persone di riferimento e l'atmosfera era molto diretta e come dire familiare insomma, e invece pensavo di no. L'Inter per tanti anni, quando è arrivato il Trapattoni, si è data un po' una struttura, prima c'era sempre caos, la società, un po' anche la squadra, non era l'ambiente ideale per riuscire a far bene, poi quando è arrivato il Trapattoni ha inquadrato un po' la cosa. Tu sei entrato in nazionale nell'84 dopo il grande mondiale con Berzot. Primo, che eredità ti sei trovato? Cioè, i grandi senatori che hanno vinto il mondiale e tu giovane, quanti anni avevi? 24 mi sembra? Sì, io sono andato in nazionale, ho fatto le Olimpiadi a Los Angeles nell'84 con Berzot, lì poi mi ha chiamato con la nazionale A e siamo andati ai mondiali 86 quando c'era la coda di vincitori del mondiale che però non avevano più tanta energia, erano un po' datati e dei giovani che non erano ancora preparati, quindi un mondiale un po' sottotono. Mentre poi con vicini i mondiali 90 sono stati mondiali in Italia, per cui con un'emozione bellissima, abbiamo sbagliato anche noi, ho sbagliato anch'io, ma devo dire che in quel caso l'atmosfera qui era unica, il fatto di vivere e di giocare all'Olimpico era stata una maggiorazione per noi perché non abbiamo subito mai gol, abbiamo sempre vinto, quando entravamo lì avevamo già di fatto uno stadio pieno di persone con le bandierine tricolori, con un'atmosfera unica. A Napoli poi nella semifinale è un po' cambiato tutto. Berzot, un allenatore come Berzot sarebbe proponibile adesso con il calcio di oggi, secondo te? Io penso tanto e credo nei valori umani e lui guardava molto al giocatore ma anche alla persona. Non a caso quando ero al Torino lui chiamava sempre il magazziniere, che era Brunetto del Campo, per chiedere che le informazioni non solo tecniche ma anche sulla persona. Lui quando tu andavi con Berzot avevi già superato vari step e vari giudizi non solamente calcistici ma anche personali e quindi dopo quando tu arrivavi lì lui sapeva già che eri uno adatto al suo gioco e anche come persona a stare in quel gruppo. Mourinho gli può somigliare secondo te? No, Mourinho è un guerriero, è uno da battaglia, è uno che provoca. Ecco, Berzot non l'ho mai sentito dire una parola fuori posto. Berzot aveva fatto il liceo classico, era molto colto, era un tipo veramente molto umano, a posto. Ecco, Mourinho mi sembra più un battagliero, insomma, uno che per vincere farebbe di tutto.
Ultima domanda, 5 gol in nazionale. Un gol in nazionale quanto, vale molto di più di un gol nel club? Cioè, tu ti ricordi tutti i 5 gol che hai fatto in maniera... Quei 5 sì, gli altri forse no, ma dipende dalla situazione, dall'impegno, dalla partita quanto è tirata, se c'è il quarto gol del 4-0 di una partita, ecco, magari non ha una gran rilevanza, mentre se fai gol al 90° e la partita è in equilibrio, allora a quel punto cambia. Nostalgia di non giocare più, al di là del fatto anche anagrafico. Sì, appunto, io ormai quest'anno faccio 63 anni, per cui nostalgia no, il fatto di non aver più avuto quell'emozione, come parlavamo dei gol, quell'emozione così coinvolgente, così forte, così unica, perché quando fai gol festeggi con i compagni, col pubblico, è una gioia condivisa ed è un'emozione che non ritrovi più nella vita comune. Ma non è che mi manca, mi piacerebbe ogni tanto provarla, quando vedo in campo delle cose dico vabbè, sono già contento di averla provata in passato, per cui poi ne trovi altre di emozioni grosse, i genitori, i figli, la famiglia, però ecco quei 10 secondi di viaggio da qualche altra parte dopo il gol non li ho più provati e quindi insomma piacerebbe, ma ormai è andata.